bosco, cantiamo l'inno della vittoria. Volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Vola sempre più in alto, con coraggio noi lottiamo, avanti andiamo, volano valle per vincere. Nome dell'onore, nella gloria e nella sconfitta, il volano è il nostro amore, la nostra storia, la nostra vita. Siamo con te, volano, voliamo con te, ti amo perché sei la squadra migliore che c'è. Kane is in the building.
Comune di Milano, assieme all'unità sportiva Volavore, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, auspica che tale ricorrenza sia ricordata ogni giorno dell'anno e non solo nella data specifica. Il nostro motto è schiacciare la violenza. Il nostro capitano Jessica Giovanni consegna al capitano dell'Energia Team Serena una maglietta dedicata. Grazie. E per gli ultimi, benvenuti all'Arena Giallorossa, da sempre a casa del Volavore. Oggi è la seconda giornata del girone di ritorno del campionato nazionale serie D1 giovedì. Il scontro odierno è tra la Roto Class Volavore e la formazione dell'Enercom Fini di Crema. Arbitro d'incontro. Il primo arbitro è il signor Matteo Cimanchi di Vicenza. Secondo arbitro è il signor Vincenzo Bruno di Treviso. Tra poco lo Statutere. Emerson Fini Crema, in quanto col capitano Giulia Giroletti. Numero 3 è la Ramazzolo. Numero 6 Ludovica Pagliuca. Numero 8 Noemi Veseni. Numero 10 Giulia Monetti. Numero 11 Monica Giroletti. Numero 4 Alice Paradini. Allenatore sono Matteo Cossetti e la signora Maria Marini. Ed ora teniamo le luci. Tutto lo studio, dai, tutta serie. Si salva la parola, sono le nome. Troppo lo capitato, Jessica Giovanni. Buongiorno, Torrena, Castello. Tutto questo è il mondo dell'opera 2023-2024. Ok, buonanotte.
Jessica.
Fioretti. Ero muto, ero. Non mi avevi attivato il microfono. Allora, buonasera e ben ritrovati da parte di Lorenzo Capelli. Sono stato per 10 minuti in silenzio perché sono un pirla, non mi attivo il microfono. Colpa mia. Saluto Andrea Zeni, saluto il mio compagno di regia Michele Galvero, saluto Fabrizio Saba che è rimasto a casa e un saluto anche ad Alan Berloffa che ci fornisce sempre la nostra attrezzatura. Allora, siamo ritornati in diretta, io ho parlato fino adesso, purtroppo non mi sono accorto che avevo il microfono spento, però vabbè dai, sono cose che capitano. Allora, ancora Jessica De Val al servizio, un punteggio di 17-10 a favore del Volano Volley. Passa l'attacco di Despagne e arriva all'11° punto per Crema. Ci sono dei cambi. Allora entra Elisa Guerini Rocco, numero 1, ed esce Monica Fioretti. Pronta
servizio di Guerini Rocco che batte su Magazza. Da Bortoli. Carli! 18-11. Carli al servizio. Moretti poi non basta l'attacco di Cavazzolo. Francesco Magazza Mura 19-11. Time out sponsor. Di nuovo in diretta all'Arena Biancorossa di Volano. 19-11 a favore della Rotoplas nel corso del primo set della 15ª giornata del campionato di Serie B girone B. Alla Rotoplas Volano Volley e Energo Chimi Crema. E di Carlotta Petruzziello. Ancora Carli al servizio. Intanto qua c'ho un esatto, a livello Carlotta Petruzziello. Adesso qua alle mie spalle c'è un gabinetto portatile direttamente dal Carnevale di Volano. Carli. Spine passa l'attacco. Beh, devo dire mi ha fatta di allora al servizio ci va Crema con Giulia Moretti che serve su Galbero. Lala Bortoli passa a Campagnolo, passa l'attacco anche col naso, però non è vincente il suo attacco. Ci prova Carli che viene murato da Ravazzolo. 13° punto a favore di Crema. Adesso il punteggio è di 21-13. Ancora Giulia Moretti al servizio che batte. Forse andrà out, però Magazza la batteta in campo. Carli attacca la Badini. Riball concesso da parte di Guerini Rocco. Attacca Campagnolo. Niente da fare per Alice Labadini. 22-13. Pronto Magazza per la ricezione di Ravazzoni. Prova l'attacco ed è vincente Giroletti, numero 2, la capitana. 22-14. Adesso il punteggio è 22. Allora 22-14. Siamo nel corso di questa prima frazione di gioco. Al servizio va e c'è un cambio. Entra Elisa Tonello ed esce direi proprio The Spine, Noemi The Spine. Lascia il posto Elisa Tonello. Siamo 22-14 e serve su Galbero. Lalla Bortoli, lato Petruzziello. Concetto Camuro, palla out. 15-22. Ancora Elisa Tonello.
Adesso giudice Lalla Bortoli, Galbero, c'è il tocco di tiro lenti, sì, 23-15. Vedete Campagnolo al servizio. 23-15. Campagnolo servito su Pagliuca. Attacco out di Ravazzolo. 24-15. Per set ball adesso a favore della Rotoblast. Galbero chiude la chiude il set 25-15. Allora andiamo subito con gli spot e torniamo per l'inizio del secondo set. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Allora il primo set si è concluso per 25-15 a favore della Rotoblast, che ha praticamente dominato questa prima frazione. Galbero ha servito su Pagliuca, c'è stata la murata poi di Magassa, però c'è una free ball concessa che Carli sfrutta benissimo. 1-0 Rotoblast nel corso del secondo set.
Pronta ancora Galbero. Servito benissimo su Pagliuca. Ravazzolo out. 2-0 Rotoblast. Ancora Emma Galbero al servizio. Pagliuca ancora. The Spine. Fonda la difesa di Sofia Giudice. 2-1 nel corso di questo secondo set. Pronta allora la Lenar con Fimicrema che serve con Moretti. Passa Jessica, alla fine firma il terzo punto. 3-1 il punteggio. Jessica. Da Jessica De Val, la nostra capitana, al servizio. De Val. C'è ancora una palla giocabile da Crema. Giroletti, Muratta, Ravazzolo. Campagnolo. Viene Muratta. Ha provato subito l'attacco, però non è passato. 3-2. Allora, servito con Magazza! Un cannone dritto sulla metacampo di Crema. 4-2. Carlotta Pelluccello, Spagna. Prova il pallonetto, Giroletti, ma è stato difeso il suo attacco. Magazza, Mura. La palla. Galbero che prova comunque l'attacco, Labadini. Ravazzolo subito, passa l'attacco di Ravazzolo. 5-3. Allora, 5-3 è il punteggio. Al servizio va proprio l'autrice all'ultimo punto, Eva Ravazzolo. Servizio su Magazza, Lalla Bortoli, Carlotta Petruzziello. Passa l'attacco, ma Moretti deve concedere comunque una free ball. Campagnolo, Murata. La difesa di Petruzziello. Magazza, Murata, anche Magazza. Lalla Bortoli. E passa Galbero. 6-3 il punteggio adesso. Pronta Magazza. Servizio. Impegna in rete. Allora 6 a 4 direi. Ok, andiamo il servizio di Giroletti su Giudice. Lalla Bortoli. Galbero ha una mano, passa comunque. Ha dovuto attaccare con la mano non sua. 7-4 comunque. Benedetta Campagnolo al servizio. Pagliuca comincia la free ball. De Val, Jessica. 8-4. Out il servizio di Campagnolo. 5-8.
Pronta Pagliuca, palla in campo, quindi ace di Ludovica Pagliuca. Siamo su 6-8. Bortoli. Oddio, Albero ha dovuto spostarsi con un riflesso Moschetti perché sennò lo centrava. Pronta ancora Pagliuca, riceve Galbero, ma è lunga la palla di Spine, ci ha provato subito però non si è concretizzato l'attacco. Carlo invece sì. 9-7 quindi. Alla Bortoli il servizio. Pagliuca, Moretti prova l'attacco ed è vincente di Monica Fioretti. 9-8. C'è un altro ace, stavolta di Monica Fioretti. 9 pari. Riequilibrio all'arena biancorossa. José Luca Parlatini chiama il time out. Eccolo qua, sponsor. Grazie a tutti voi del vostro sostegno anche per questa stagione. Grazie. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Milano. 9 pari all'arena biancorossa nel corso del secondo set. Monica Fioretti al servizio. Che serve su giudice. Lalla Bortoli. Carli. La difesa di Fioretti. De Spine. Murato De Spine da De Val. The Wall. C'è la free ball di Pagliuca. No. Free ball sprecata proprio. Peccato. Servito proprio un cioccolatino. Invece che un palleggio per l'ala Borta, ha servito un cioccolatino al centro per Crema, caduto solo buttarla giù. 10 pari quindi. Serve Moretti. Out il servizio di Giulia Moretti. 11-10. Jessica De Val al servizio. Jessica De Spine, arriva l'ace. Jessica De Val. 12-10. Ancora De Val. Moretti. Miroletti, Murata. Benedetta Campagnolo. 13-10. De Val. Abadini ancora centro. Brava Solo, passa.
il suo attacco. 11-13. Noemi Despagne al servizio. Servizio su Lalabor. Forse Magassa. Spavento. C'è l'alzata proprio di Magassa. Lala Bortoli. Magassa. Deviazione. Labadini. Murata. Ludovica Pagliuca. 14-10 e a 11, scusate. A 11 allora. Carli al servizio. Labadini. Passa subito Ravazzolo. 14-12. Tutto veloce il suo attacco. E il punto arriva subito. 14-12. Eva Ravazzuolo al servizio. Out il servizio di Ravazzuolo. 15-12. Francesca Magassa al servizio. Battuto. Abadi, aiuto, scusate. Giroletti, passa l'attacco. C'era anche comunque l'invasione della Rotba. 15-13. Il punteggio in questo secondo set. Servizio di Giroletti. Oh! Non ho capito bene sta azione. Però Carlotta non si è offesa, però qui Carlotta poteva anche non prenderla perché era completamente out. 15-14. Servizio di Giroletti. Forse Campagnolo. 16-14. Non ho capito, ma sento urlare perché vabbè. 14 ora. E da Campagnolo al servizio. Ricevuto Despagne. Deval. Jessica Deval. 17-14. Ancora Benny al servizio. E arriva Lenis. Benedetta Campagnolo. 18-14. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano, siamo sul 18-14 a favore della Rotoblast nel corso del secondo set. 18-14, c'è un cambio, ora esce Noemi Despagne ed entra il numero 1 Elisa Guerini Rocco. Allora, siamo pronti allora a riprendere il gioco. 18-14. Spagnolo. Ace un'altra volta Pagliuca.
La spara sul tetto. 19-14. Pronta Elisa Tonello per Ludovica Pagliuca. La ricezione di Guerini Rocco, però la Badini deve concedere una free ball che prova Galbero e ce la fa. 20-14. Un altro timeout sponsor. Di nuovo in diretta dall'arena bianco-rosa di Bolano, siamo sul 20-14 a favore della Rotoblas nel corso del secondo set. Al servizio Benedetta Campagnolo. Guerini Rocco. Tonello prova impallonamento, ma c'è la difesa di Volenti. C'è il punto della Rotoblas, 21-14. Ancora Benedetta Campagnolo al servizio. Is 22-14. Ancora Campagnolo al servizio. 20 curata. La Badini. Tonello. Brava Francesca Magatta. Fioretti. Campagnolo, la Bortolini va subito dall'altra parte. La Badini. Fioretti. Muro. Out di poco, però va bene. Non faceva questo super muro. Allora rientra The Spine per Guerini Rocco. Tonello. La Emma Galbero ha ricevuto. Lalla Bortoli. Galbero attacca. Difesa di Labadini. The Spine out. 23-15. Pronto il servizio di Lalla Bortoli. Out il servizio. 23-16. Allora entra e Gloria Batti per Monica Fioretti. Gloria Batti al servizio. Servizio sul giudice. Prova Galbero Murata. Adesso nella metà campo biancorossa bolanese. Allonetto di Carli. Però c'è la difesa di Giroletti. The Spine col muro out. Si prende il 17° punto. Gloria Batti al servizio. Servizio out.
La palla set per la Rotoplas. 24-17. Servito di Garbero. Di The Spine per difeso Giudice. Oh! Ragazza di 5-17. La Rotoplas vince anche il secondo set per 2-0. Sponsor. Vinto del terzo set. Elisa Cunello. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano. La Rotoplas conduce per 2-0 la partita, quindi abbiamo già la possibilità di chiuderla in caso vincessimo anche questo terzo set, quindi adesso saranno tutti set decisivi. Allora c'è la super difesa di Giudice, Galbero che prova l'attacco ma c'è la difesa di Crema. The Spine, mani out, no, palla out, direttamente out. 1-0 Rotoplas. Allora riepilogo dei punti di squadra. Siccome nel primo non ve li ho letti, prendo una piccola responsabilità. Vi leggo intanto quanti sono stati i punti di squadra in generale di tutti i set. Prima vediamo questa azione. The Spine. C'è il quarto tocco, esatto. 2-0. 2-0. Allora, i punti di... Allora, i punti di squadra
3-0 Rotoplas. Allora 7 punti per Deval, 9 Galbero, 8 Campagnolo, 9 Magatto, 7 Petruziello, 1 Lalla Bortoli. 41 punti di squadra, 9 su errore della Enercon. Lato Crema. Vediamo intanto questo servizio. Sulla Badini, Moretti. Fatta l'attacco, forse era out. Ma Bortoli dall'altra parte, la Badini. Moretti. C'è l'attacco. Ha sbagliato Deval che mini gesto che fa la faccia proprio da... ci è rimasta proprio male per il piccolo errore. Allora i punti di Crema: 5 Giroletti, 6 Ravazzuolo, 2 Pagliucca, 6 De Spine, 4 Fioretti. 23 punti di squadra e 9 su errore della Rotoblas. Truziello, Magazza! 4-1. Lotta Petruziello in servizio, la Badini, Moretti, pallonetto tentato da Ravazzolo ma non è andato a buon fine. Petruziello a due mani, Moretti, la Badini, De Spine attacca e passa l'attacco, non ci può arrivare il giudice. 4-2. Giulio Moretti al servizio, battuto, riceve Galbero, Bortoli a campanile per Petruziello che fa un grande attacco. 5-2. Francesca Magatta, vedere del suo servizio. Noemi De Spine, De Spine, servizio, giudice, Bortoli, Campagnolo, palla e in out. Credo che ci sarà l'arbitro che forse potrebbe chiamarla out, chiamarla a campo. Vediamo. Allora intanto credo che chiamano il secondo arbitro che cambierà la decisione. Adesso probabilmente diventerà 5-4 il punteggio, perché ok, infatti eccola qua, palla in campo. Infatti mi sembrava che non era che fosse in campo, però. Allora 5-4 il punteggio. Allora De Spine, scusate, al servizio. Emma Galbero, Lalla Bortoli, Galbero, mani. Alla difesa di De Spine. 3-4 il punteggio. Di Campagnolo da 4. Gli arbitri dell'incontro, vi ricordo, sono il signor Matteo Ciman della sezione di Vicenza e il secondo è Vincenzo Bruno della sezione di Treviso. Infatti nell'azione dove il primo arbitro l'aveva chiamata out era stato proprio il secondo arbitro Bruno a cambiare la decisione del primo arbitro. Servizio out di Campagnolo, questa volta 7-5 il punteggio.
e va Ravazzolo al servizio. Attenzione, c'è la free ball. Bortoli, Albero, una mano, Giroletti, passa l'attacco, però c'è la difesa credo di Petruzziello. Albero, sfiorare ancora una volta il tetto. Autel, l'attacco, 8-5. Dalla Bortoli. Prova l'attacco. 9-5. Laura Bortoli nel servizio. Cavadini impegna ancora sulla rete l'attacco di Tonello che lascia il posto a Ludovica Pagliuca. Ora Bortoli al servizio. Bene. Fatto l'attacco di Viroletti. 6-10. Attenzione, una bomba di servizio. Brava Carlotta Petruzziello. Servizio vincente di Ludovica Pagliuca. 18. Time out sponsor. In diretta dall'Arena Biancorossa di Volano, 18 il punteggio nel corso di questo terzo set. Ludovica Pagliuca al servizio. Magassa riceve la Bortoli. Carli Murata. Ha provato Magassa col piede a mandarla dall'altra parte, ma la rete gli ha detto di no. 11-9. Ludovica Pagliuca, ancora lei al servizio. Battuto out il servizio di Pagliuca. 12-9. Jessica De Valla, una capitana al servizio. Respine
10-12. Mani out. Vale il 10° punto. Servizio di Fioretti su Magatta, dalla porta. Magatta attacca, passa l'attacco per la difendere Giroletti. Brava solo il bugger del Spine. Passa l'attacco. 11-12. Ancora Fioretti, Magatta, un bugger, il momento di Carli, però c'è la difesa di Fioretti. Attacca De Spine, si ritorna, impatta, 12 pari. Pronta Chiara Sesenna ed esce Carlotta Petruzzielli. Servizio battuto. Cazza. È out l'attacco di The Spain. 13-12. Murata, però la volta fatta. Le 10 pari allora. Va bene. Out. Il servizio di Camilla Fugazza. 14-13. Rientra dopo tanti mesi Eugenia Autino per Francesca Magatta. Eugenia Autino al servizio. Servizio battuto. Labadini. Moretti. Ritorna alla parità, 14 pari. Allora c'è un cambio. Noemi De Spine lascia il posto a Erika Guerini Rocco. Si prepara il servizio. Battuto, riceve Galbero, alla Bortoli, Galbero. Mani out. E ama Galbero, 15-14. Pagliuca attacca, difende Campagnola, sfiora il tetto, là alla porta. Sedena murata da Ravazzolo. 15 pari. Albero tocca l'attacco, c'è l'invasione di Pagliuca che è scivolata oltre la linea. C'è 15.
servizio dalla Bortoli. Giroletti, Murata, in out, peccato. 16 pari. Si va punto a punto adesso. Giulia Giroletti. Battuto il servizio sul giudice. Bortoli. Galbero, Murata, Galbero. Da Ludovica Pagliuca. 17-16, passa in vantaggio Crema. E direi che è la prima volta che va in vantaggio, giusto Andrea? Primo vantaggio di partita per Crema. Pronta Giroletti che serve su Ottino. Bortoli. Sedenna. Il gol. Fine sempre. Galbero. All'out di Ottino e di Galbero. 18-16. Emma mandò pronta ad entrare e tira fuori Emma Galbero. Beh, se si partiva con l'idea che la partita l'avremmo già vinta dopo 2 set è abbastanza un errore. E comunque Crema out di Crema 17-18. Ma mandò al servizio. Servizio sul nastro. 19-17 allora. Quindi Guerini Rocco esce dal campo e lascia il servizio di Luca Ottino, Labadini, Moretti che si è dovuto impegnare tanto per evitare guai. Giudici in free ball. Sedenna, Chiara Sedenna. Allora 18-19. Bali su Labadini. Despan che ha provato alla Bortoli, non ci è arrivata. 20-18 Noemi Despan. Vediamo il servizio di Fioretti. Mandò l'ala Bortoli. Ottini un po' in difficoltà su questo attacco. The Spine. Attacco The Spine. 21-18 allora. Rientra Galbero. E uscirà sicuramente Mandò. E anche Magatta, quindi. Viene Ottino, Mandò hanno lasciato il posto a Emma Galbero e Francesca Magatta. Okay. Quinto cambio usato da Luca Parlatini. Ancora Monica Fioretti. Siamo 21-18 adesso. Per Crema, però sbaglia il servizio. Parola 21. Chiara Sedenna al servizio. Capito? Riceve Palluca, Moretti, The Spine. Passa The Spine. 19-22 adesso.
servizio battuto da Moretti, porta di Spagnolo, c'è Pironetti che attacca, e arriva il punto 23. Rete di Fioretti, quindi 20-23. Rientra anche Carlotta Petruzziello per Chiara Sesenna. Servizio di Magatta che si spegne sul nastro. 24-20, allora c'è il set ball per Crema che può riaprire i giochi. The Spain, come la chiama Paolo Schizzi, The Spain come la chiamo io. Giudice, a bordo subito dall'altra parte. Prova a chiuderla, provate a chiuderla, scusate, Abati. No, scusate, Pagliuca. E ce la fa questa volta, 25-20. E allora si va al quarto set, pausa sponsor e torniamo tra poco. No, in realtà questa era la grafica di... Quarto set, all'arena biancorossa. In diretta dall'arena biancorossa di Bologna.
all'arena biancorossi hanno 2-1 il punteggio a favore sempre della Rotoblas, che però ha perso il secondo set per 20-25. Jessica De Val, primo punto della Rotoblas in questo quarto set. Allora al servizio va Emma Galbero. Allora vediamo i punti di squadra. 1 per Sesenna, 8 De Val, 10 Galbero, 9 Campagnolo, servizio auto, 1 pari, e 9 Campagnolo, 10 Magazza, 9 Petruzziello, 1 Lala Bortoli. 49 punti di squadra e 21 su errore di Enercon Fimi Crema. Lato Crema invece, vediamo intanto questa azione. Magazza, Francesca Magazza, 2-1. Siamo Giroletti 8, 9 Ravazzolo, 9 e 8 Giroletti, 9 Ravazzolo, 5 Pagliuca, 15 De Spine e 5 Fioretti. 42 punti di squadra. 42 punti di squadra e 13 su errore della Rotoblas. Torna in vantaggio Crema 3-2. Impegnerete il servizio 3 pari. Carlotta Petruzziello al servizio. Servizio out, Carlotta Petruzziello 4-3. E oggi posso dire questo set lo vince chi sbaglierà di meno. Servizio di The Spine, Galbero, Magazza, l'altro ball, Moretti, lato Pagliuca che attacca l'attacco, come non può arrivarci Galbero. 5-3. Sembra che Crema adesso abbia preso le misure alla Rotoblas. Servizio Galbero, Bortoli, Magatta, Francesca Magatta 4-5. Centra il palo. Eva Razzuolo al servizio. Siamo 4-6 nel corso del quarto set di questa partita. Servizio battuto su Galbero che va ad attaccare. Galbero! Quinto punto per la Rotoblas, 5-6. Spagnolo, Abadini, Pagliuca attacca, dipende Campagnolo, Magazza, Galbero, c'è la durata, quindi ancora l'opportunità per Magazza che lo viene difeso da De Spine. Durata, De Spine passa l'attacco, faccia la difesa di Magazza. Galbero, invasione di
6 pari. Data l'invasione contro Giroletti. 6 pari allora. Tutto out. Dalla porta lunga c'è Crema che può provare ad approfittarne. Bortoli, Galbero, Murata, Magaz ci mette una pesta. Petruziello, Murata ancora. È stata la qualità del muro di Crema, pallonetto di Galbero. Si prova Fioretti, Murata, anche Fioretti. Fioretti in bagger dall'altro lato, Pagliuca passa, l'attacco è out perché De Val la spassa, la prende con le mani. Quindi ottavo punto di Crema. Per il rete il servizio di Giroletti. Laura Bortoli al servizio sul 7-8. Luca Fioretti, Murata da Galbero. 8 pari. Out il servizio di Bortoli. 9-8. Servizio che impegna in rete. 9 pari. Galbero. Servizio battuto. Spagna. Basta l'attacco ma c'è subito. Mamma mia, peccato. Magazza che cosa stava combinando. Se avesse fatto un punto così veramente potevamo tutti alzare i sederi e andarcene fuori dal palazzetto. Perché implodeva l'arena biancorossa se faceva sto miracolo. 10-9. Magazza ha ricevuto Lalla Bortoli. Truzziello. Carlotta Truzziello. 10 pari allora. Capitano di fine battaglie bianco-rosse. Pronto De Val, subito battuto. Luca. Poletti. Spagna. 11-10. De Spagna. Galbero, Bortoli, Magazza. 15 pari. Pilota per Truzziello, Lavadini, Moretti. Passa Lavazzuolo, sì, passato. 12-11.
Adesso muro difesa, chiama Matteo Moschetti. Moretti, scusate. Magatta. Moschetti prende palla. Però ci poteva non arrivare le ragazze di Crema. Chiedono una rotazione l'alla Bortoli per evitare problemi. E allora entra Eugenia Ottino per Francesca Magatta. Eugenia prende in rete. 12 a 13 allora a favore di Crema, servizio in rete di Eugenio Ottino. Oyuka ha provato su Galbero che riuscito a difendere e Carli ce la fa. 13 pari. Benedetta Campagnolo al servizio. Benedetta. Uno De Val! Teddy The Wall! 14 a 13. Benedetta Campagnolo, ancora lei al servizio, ancora De Spine. C'è il tentativo di Pagliuca che però viene difeso da Campagnolo. Prova Galbero col tocco che non c'è. Servizio in rete di Giroletti. 15 a 14. Pagliuca che attacca, c'è la murata, la Badini ancora per Pagliuca, passa l'attacco, c'è Ottino che difende, però passa l'attacco lo stesso. 15 pari. Pagliuca su Ottino, attacca, sarà il punto vincente di Carlotta Petruzzello. Galbero su The Spine che va ad attaccare a muro 1, palla in campo, 16 pari. Fioretti, Monica Fioretti al servizio. C'è un cambio. Monica Fioretti lascia il posto a Gloria Batti. Gloria batte al servizio.
Abati. Ace. Chiedono la pestata della linea. Torna in vantaggio la Crema. Abati. Bottino. Petrucciello. Bottino attacca. Aiuta a difesa. E il muro di Carli! 17 pari. Rientra Francesca Magatta. Ed esce Eugenio Uttino. Vedete che arriva al servizio. Battuto. Ricevuto Pagliuca. Moretti. Despan. Lalla Borto. Invasione della Rotoplas. 18-17. Carli. Calcette, 18 pari. Lotta Petrucciello. Porterà out, però di Spine la prende. Giroletti, muro. Porterà out anche questa. Giroletti, free ball. Libero la lavoro di Magatta. Un tantam qua. Magatta. Pagliuca. La Vassetto. Dalla subito! Dalla subito 19-18. Infatti casino questa azione. Time out, sponsor. Hai parlato e abbiamo perso. Quanto hai parlato ti ha rischiato. Di nuovo in diretta dalla Arena Biancolo Trivolano. Siamo nel vivo della battaglia 19-18. Muro out di Despine che vale la parità, 19 pari. In cambio Despine lascia il posto a Guerini Rocco. Elisa Guerini Rocco al servizio. Battuto, Magatta, Carli. Out, l'attacco di Carli. Siamo 20-19, vantaggio per time out, sponsor.
Nuovo in diretta, Arena Biancorosso di Volano, 20-19 a favore di Crema. Quarto set, servizio di Guerini Rocco su Galbero. Campagnolo. C'è il punto di Campagnolo. Palla in campo. 20 pari. La cerca Magata al servizio. Laba di Giroletti. Passa l'attacco di Giroletti, 21-20. Cambio. Gloria Batti lascia il posto a Monica Fioretti. Vediamo il servizio di Galbero, Bortoli, Albero, Guerini Rocco, Moretti. Passa l'attacco. 22-20. Time out Luca Pallattini, sponsor. In diretta Arena Biancorosso di Volano. Rischia che la guerra andrà avanti per un altro set. Io mi auguro di no. Spero che questa parte di battaglia sia quella conclusiva. Servizio battuto su Galbero che va ad attaccare. Emma Galbero. 21-22. Palla in campo. Passa attraverso le mani del muro. Benedetta Campagnolo al servizio. A base di Moretti. Giroletti passa e si prende il 23esimo punto. Ancora un cambio. Camilla Fugazza prende il posto di Giulia Giroletti. Pronta Fugazza al servizio. Pronta Fugazza al servizio. Riceve Magatta. Murata, Galbero. Un'altra chance. E passa Galbero. 22-23. Ancora Fugazza che rilascia il posto a Giroletti. L'Alaborto nel servizio. Tutto. E arriva l'Ace! 23 pari. Time out sponsor. Allora, siamo di nuovo in diretta, siamo all'epilogo di questo quarto set. Una delle due squadre la chiuderà con 2 punti di fila o si andrà sempre in vantaggi.
Pagliuca a difesa Giudice, Lalla Bortoli, Galbero in campo! In campo! Ma Galbero! 24-23! Adesso qui partono gli Ioma. È il match ball. Ma se non arriva il punto bisogna star calmi. Lalla Bortoli, Guerini Rocco, Moretti, Pagliuca in campo la palla. 24 pari. Allora Guerini Rocco lascia il posto a Despagne. Allora Crema ha esaurito i cambi, non ne potrà più fare. Oh mamma mia, sì. Servizio, Pagliuca, Magazza, Giudice, Carli out. C'è il set ball adesso per Crema. Ancora Pagliuca. Magazza, Galbero, rimette in equilibrio il set. 25 pari. Galbero al servizio. 25 pari. Galbero, Labadini, Moretti, Poi Murata, Pagliuca, Moretti, Giroletti, quarto, 26-25, di nuovo match ball per la Rotblat nelle mani di Galbero. Emma Galbero al servizio. Despain che prova. Murata! Carlotta Petruzzello! 27-25! L'abbiamo vinta noi, 25-27! E qui chiudiamo quasi la lotta diretta. E posso dirlo, 2 giorni fa era il mio compleanno e posso dirlo di averlo festeggiato come meritavamo. Abbiamo vinto 3-1. E allora chiudiamo qui la nostra diretta. Grazie ad Andrea Zeni, il nostro scoutman. Grazie a Michele Galbero alla parte tecnica. Un saluto anche a Fabrizio Saba. E grazie ad Alan Berlofa, il nostro responsabile streaming. Chiudiamo qui la nostra diretta. Da parte di Lorenzo Minacapelli è davvero tutto. L'appuntamento è tra 2 settimane alle ore 20:30 qui all'Arena Biancorossa contro il Volley Clodia. Buonanotte a tutti.
posto, siamo pronti con le ripete della serata. Abbiamo legato da Marco Bosco che scusate le nostre figlie di loro lì. Oggi l'MVP prende il signor Robert Glass, titolare della Rotto Glass, il nostro main sponsor, e il signor Lorenzo Mille Capelli, il nostro speaker, il nostro telefonista ufficiale, che ha da poco compiuto gli anni. I premi sono 13. Iniziamo dal 13° posto. Dice il biglietto numero 632 bianco. Premio numero 12.
il numero 47 Arancio, premio numero 11, il numero 14 Arancio, premio numero 10, il numero 522 Bianco, premio numero 9, il numero 25 Arancio, premio numero 8, il numero 439 Bianco, premio numero 7, il numero 553 Bianco, premio numero 6, il numero 536 Bianco, premio numero 5, il numero 654 Bianco, premio numero 4, il numero 537 Bianco, terzo premio, biglietto numero 90 Arancio, secondo premio, biglietto numero 575 Bianco, primo premio, il primo invito, numero 524 Bianco. Tutti i premi potranno essere ritirati da subito, professor Bardi dell'Arena, Bianco Rossa. Grazie. Ricordo che sabato prossimo Carlo tornerà turno di riposo. Non ci invito a venire qui all'Arena Bianco Rossa sabato 3 marzo, sempre alle ore 20:30, con due volte di Claudia di Chiozza, Venezia. Grazie a tutti, la serata continua.
fatta anche pronta a giocare una partita di questo tipo. Rimarchiamo poi quel quarto set che è stato forse il vero